per questa seconda edizione del saggio digitale moderno e organetto. Allora, prima di iniziare, un ringraziamento alla Giunta Comunale di Orosei e al Presidente della Scuola Daniela Contu, che continuano a mandare avanti il discorso della Scuola Musica di Orosei. E quest'anno abbiamo anche un aiutante che ci darà una mano per presentare Martina. Ok. Allora, quindi prima i due chitarristi, Simone e Sara. Sara e Simone ci presentano 4 brani e il primo è Morning. Era Morning, adesso ci presenteranno Country Day e Monday.
Simone e Sara ci presenteranno un brano chiamato Rain Style. Volevo dedicare un applauso a Sara e Simone perché sono stati bravissimi in questa serata e li rivedremo alla fine di questa serata che ci presenteranno un ballo sardo. Adesso si preparino Sebastiano Contini, Simone Argiolas e Ciriaco Contu per il docente Giampaolo Piredda. Per organetto si intende la piccola fisarmonica diatonica a doppia intonazione che utilizza il principio della ance libere. Trattandosi di uno strumento popolare non esistono regole codificate, ma una serie di tecniche tramandate oralmente e variano in rapporto agli stili e ai singoli musicisti. Durante il corso di organetto abbiamo studiato la tecnica strumentale e approfondito lo studio di diversi brani popolari del repertorio della tradizione sarda. Ora vi si presenta ballo tundu e poi fa il ballo brinco, che l'abbiamo studiato quest'anno assieme. Dai, vai.
Quindi buon ascolto e applauditelo prima di iniziare. Giriaco Conto, Scuola Civica di Musica, sezione di Onanì. Ci suonerà Passo Torrao e Giudillo.
Adesso, sempre con il docente Giampaolo Piredda, sono lieta di presentarvi un altro ragazzo, Giovanni Pala, e volevo informarvi anche che durante la serata ci sarà una sorpresa, e che si prepari Alessandro Bressan. Allora, Giovanni ci esegue su Dillo e poi ci suona su Passo Torrao.
con Antonella Nani. Presenterà anche dei brani fatti ad organetto. È stata anche molto brava. Devo dire due parole riguardo Antonella, perché vorrebbe dedicare questa sua esibizione alla nonna che è scomparsa poco tempo fa. Un applauso, grazie. Antonella suonerà anche l'organetto perché fa parte della sezione di Giampaolo. Su dentro e poi passo tornare. Lei si è messa a studiare gli strumenti, ha detto, uno mi spacco, quindi ne fa che per due. Questo manno fa anche un altro strumento, che ha un po'.
E poi mi dice Giampaolo che è iniziato un percorso già iniziato. Un applauso. È più grande la cosa. Giacomo è l'allievo più piccolo che c'è nella scuola, quindi fategli un applauso per l'amministrazione. E poi ha fatto il doppio dello sforzo degli altri anche perché sta suonando senza organetto, no? Non ha ancora lo strumento, quindi lui veniva una volta alla settimana e suonava una volta alla settimana, quindi avrà suonato 12 volte durante questo corso. In prima elementare. Allora, altri due chitarristi. Forse No, Enrico e Giuseppe. Poi si prepari Silvia con Giampaolo.
feels the way I do. L'emozione fa brutti scherzi quando va, Allora, sul palco, Tottone. Mi ha detto di provare, se non ho attaccato manco il cavo ancora. Tutto io mi credevo io che roba. Secondo me ne sono spese senza cavo, per dire che si sente uguale. Allora, devo venire a questo saggio dell'organetto, ci presenterà 3 brani.
Allora, poi Rigoli si può dire che è anche la capitale dell'organetto in Sardegna, perché Totore ha una mostra di più di 150 strumenti tra organetti e fisarmoniche ed è l'unico, forse l'unica in Sardegna è l'unico che possiede questa collezione, ma forse anche in Italia è uno dei primi ad avere tutti questi strumenti a casa sua. Quindi ora, e poi è ideatore anche del Festival dell'Organetto in Sardegna, che quest'anno arriva alla 23esima edizione. Buon ascolto. No, vorrei solo dire due cose per questa grande iniziativa della scuola civica per insegnare ai giovani la musica popolare e tanti altri strumenti. Noi a Rigoli non abbiamo molte possibilità, però in futuro anche noi ci organizzeremo un po' di più su questo settore. Però a Rigoli è la sede del Festival dell'Organetto in Sardegna, che è stata una mia intuizione nel 1986. E a questa rassegna arrivano da tutta la Sardegna ma anche da tutta l'Europa in un confronto musicale basato sullo strumento, diciamo, l'organetto diatonico.
ho proposto adesso, ho suonato su un passo torrao, adesso un po' di campanile del sud della Sardegna, ma se la gente salva è un brindisi. Ma che è?